Quella cuciniamo insieme ad Andrea, vitello tonnato. Curiosi? E allora? Amo ninni in cucina. Ci occorre del girello, una serie di aromi e profumi e poi dovremo andare a concludere facendo una salsa. La salsa tonnata. Un tegame capiente e al suo interno andremo a mettere una cipolla intera con qualche chiodo di garofano, carote di alloro, 2 spicchi d'aglio, poi del sedano, acqua a coprire, quindi con un coltello io lo vado a togliere. Sta bollendo e adesso andiamo giù col tocchettino. Ovviamente questo è uno shorts, quindi un video breve. Se siete interessati a questa golosissima ricetta, in descrizione trovate il link che vi porterà direttamente nel video integrale con tanto di ricetta scritta, per poter così esclamare un sontuoso